Ad Azzano Decimo il comune offre ai suoi abitanti, in particolare agli anziani e alle persone più fragili, una mensa sociale. Sentiamo Natascia Gargano. Non una semplice mensa, ma un luogo di aggregazione e di inclusione pensato per accogliere anziani soli, adolescenti che cercano un punto di riferimento o persone in condizioni di fragilità. Dopo un periodo di sperimentazione è stato inaugurato nella sede del Polo Sociale di Azzano Decimo il progetto La Mensa Sociale, dove il cibo incontra la comunità, promosso dal comune e realizzato con la collaborazione attiva di diverse realtà del territorio. Nel giro di un anno questa struttura è diventata al centro di quelle che sono le politiche sociali del territorio e sono un punto di riferimento per tutti i cittadini. Adesso abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo progetto, quello dell'istituzione di una mensa sociale, per andare incontro a tutte quelle che sono i bisogni dei cittadini, soprattutto i più fragili, le persone più sole, che qui possono trovare uno spazio di aggregazione, di socializzazione dove poter condividere un pasto. Aperta ogni giorno dal lunedì al venerdì, la mensa può servire fino a 30 persone. L'iniziativa è un esempio virtuoso di collaborazione tra diversi soggetti che hanno contribuito anche ad esempio con la donazione di alimenti. Ci sono poi i volontari e le volontarie e i ragazzi del centro di salute mentale che qui trovano un'opportunità di inclusione sociale e le persone con disabilità che grazie alla collaborazione con la cooperativa Itaca possono sviluppare competenze e autonomie in specifiche attività.